Bentornati a un nuovissimo aggiornamento meteo. La neve è arrivata a quote collinari, soprattutto al di sopra dei 700 metri, con prime imbiancate, ma la quota neve si è rialzata subito con l'arrivo dell'area più mite da sud-ovest, con nevicate che si sono fatte vedere soprattutto al nord-ovest sotto i 400 metri di quota, mentre il maltempo continuerà ingente anche sabato, soprattutto al nord-est e sulle Alpi e Dolomiti. Le alte pianure soprattutto molto coinvolte da forti precipitazioni, temperature sopra media che sussistono invece al sud Italia, con temperature anche oltre i 25 gradi, valori eccezionali per il periodo. Dal 4 dicembre, da lunedì, correnti più fredde instabili, con un nuovo nucleo addossato sulla Gran Bretagna e la Francia, richiamerà correnti più fresche con l'arrivo di probabili nevicate e fioccate di neve fino a bassissima quota sul nord Italia, temperature che crolleranno sotto la media stagionale di diversi gradi. Come vediamo da questa grafica, la perturbazione di sabato agirà principalmente su tutto il centro-nord, soprattutto sulle alte pianure e sulle prealpi e le Alpi. Qui le nevicate saranno al di sotto dei 1000 metri di quota, quando l'aria fredda irromperà su gran parte dell'Italia, soprattutto col passare dei giorni. Infatti dal weekend l'aria fredda affluirà su gran parte d'Italia, avremo un generale calo termico con precipitazioni assenti dalla nottata di domenica, con una breve rimonta anticiclonica con tempo soleggiato domenica su gran parte dell'Italia. Però notiamo l'avvicinamento di questa saccatura. Questa saccatura determinerà da lunedì una fase debolmente instabile che potrebbe influenzare le zone del nord-ovest in primis. Queste zone risentirebbero dell'afflusso di correnti molto fredde. Qui si instaurerebbe un cuscinetto freddo ben solido, ben compatto, che garantirebbe delle fioccate di neve fino in pianura. La possibilità di accumuli al suolo al momento non è certa, essendo che questo minimo dovrebbe addossarsi sulla Corsica e portare quindi delle debolissime precipitazioni, soprattutto al nord-ovest, non escluse però anche al nord-est. Questa tendenza necessita tuttavia di ulteriori conferme, in quanto si tratta di un'ipotesi emersa davvero pochissimi giorni fa. Un'ipotesi che al momento sembra realizzabile. Come sempre consultate però i prossimi aggiornamenti meteo.